Anduale, anduale, anduava. Amici e amiche a Neu Piemunt, buondì, custani su maturna nautavira alla festa della Badia. Antalbielese a Muscian. Antalbielese a Muscian, è una roba che fa molto ben piacere perché come ero in cammino di la Badia, anche rappresenta la punta adlanza dell'associazionismo piemontese, l'onca allora fa ambedesì le qualcosa da importante per tutta la nostra cultura, la nostra lingua. E con un gran piacere che sono tornato con Diego Di Grande, che è l'uomo che masenta Tizzon, che porta avanti tutta questa bella iniziativa. E grazie per aver. Grazie per essere sempre disponibile a ciacciarada qui nei nostri confronti, è un gran piacere. Custani, posso dire che il vostro è un bel progetto. Ti ringrazio. Non a livello del tuo come associazionismo, ma come fare la nostra parte. Hai battuto. Noi
Fevi auto. Sicuma, sduma una mano in cullao. Sì. Questa è una fine al professor che la dame l'encalasse a monte a bere sì, se maniviauti. Quindi là sulla parola chiel per un posto questa città ciaciarada. Ma grazie, allora la seconda vera che mi vengo sì, perché di restai tanti anni andare, sei anche più quando, e poi sono contento se sì, e sono contento da venire da queste parti, perché sono mie bande le piuttosto Care e Dust. All'importante se sì, perché come dicevo prima, Venezia è una storia dell'associazione piemontese che bandarera sai neanche quanti anni, 30, 40, perché era in Tau Burat, a Biela, e poi stai in... Baba Iacu Calet Graia. Che mi l'hai conosciuto e conoscia neanche, e poi stai Giovanni Russo, che fa piacere che Giovanni Russo dopo tanti Avanti, l'importante. E poi stai la vostra associazione che si chiamava Rampar Piemonte, adesso tutti a cerco Rampar Piemonte, ma troppi non, perché si chiama in una maniera differente. Va bene, senza fare tante parole, vi altri, se venendo un'associazione, tra dime, e le venendo di but di di corso, e soprattutto le venendo di but politica o in una maniera, e ve le fare Un'associazione apartitica. Ben. Apartitica, politica e autofinanziata. Autofinanziata Sì, è a nostra importante. saccoccia, a nostra sacchetta. Ecco. E il butale? Al Butale fe una bella festa del Piemonte, una via là, no? Sono stata fortemente ispirata dai paroli di Baba Iacu Calet Graia, che nel 1968, assieme a una scarampula di patrioti piemontesi, gli hanno fatto la prima festa del Piemonte, proprio entre la Valle dell'Elfa, che sto rumo adesso, a Graia. Cosa che pensi delle feste del Piemonte più istituzionali come quella della città o un po' che è cosa superga? Io penso che sono andati tanti veri, le tante anni che in la città, adesso io mi chitta in ultimi tempi, in ultimi anni, ma insomma, ma smia che io abbia campadinta un po' a tutte, che ogni tanto entra in tanto con il discorso piemontesista, tutto lì. Noi che ci raccomanda da portare avanti un discorso piemontesista, proprio genito da dei anni sparei, che ma smia che la gente risponde. Anche perché la differenza è che, io posso dire tranquillamente, noi parliamo insieme alla gente. Proponiamo, smuniamo ai nostri messaggi, andiamo a parlare insieme alla gente. Elena già in qualcosa. Dobbiamo ancora il tillet a mano, fuma i tillet, andiamo in giro dei tillet. Dovremo i social. Bene sì, in questa provincia di Biela, di Sumaparai. Poi. Se potessi avere o l'associazione, diciamo, 10.000 euro per fare la festa del Piemonte in Bellesì, a sarebbe bene o male? Sarebbe bene, dai. Ma noi poi fummo stampedi di Attenzione, stampedi perché avere la sponsorizzazione della regione, che dica che vengono i politici piemontesi, la regione. Non mi parlava proprio dei soldi e basta. Parli di soldi, ma insieme ai soldi hai tanta altra roba. E sai qualcosa che arriva attaccata a i soldi. Ecco. Arriva un emma da sparlore. La prossima consiste antal 90, la prima era che mi sono amniente l'associazionismo piemontesista di Biella, era antal 98-99, ma smia. E l'era perché era una grammatica della lingua piemontese che era stata editata in Bellesì, no? Poi stai ancora un'altra pubblicazione da piemontese di Biella, ma mia quando è stata una disegna da fa. Al di in cui a livello di mustel piemontese organizza di corsa, e qualcosa che le musta, si fa qualcosa a livello didattico per spantiere. Chi sappiamente al bielese no. Per esempio, con il progetto al but, Gioventù Piemontesa, gli arriva a mostrare il piemontese in tal bielese. A Cussal, ieri l'Andrea Di Steo, che ha scritto la grammatica piemontesa e dal dialetto a Biela, e ce la mostrava prima tutto il bielese, la variante bielese della lingua piemontese, e poi dopo aveva avuto la plus in nostra letteratura, che potremmo dire tosco che il 95% è scritta in piemontese comune o coinè. Ma il di che l'umanen? Il lume niente del genere di Increi. Al di là che chi sappia mi no.
Beh, e no, neanche a concorso ad esempio di poesia. Duruma questa Adesso non è neanche concorso di poesia in tutte le maniere, non è un post but. No, Duruma questo medium per fare un appello alla perché parte. rimanere sotto della regione, i rimanere sotto della regione, allora Vabbè, noi rimanere solo della regione, però se la regione adesso qualche base per mostrare il piemontese delle scuole si arriva incontro, quindi Duruma questa piattaforma in conto a mostrare il piemontese a scuole, Ciamuma al nostro but. Ciamuma però all'amministratore locale che svisa con questa parte dalla cultura, dal patrimonio culturale alla gente, a Biella, dal Piemonte e avvisesse che come è stato fatto il progetto al Darbut, che anche si potrebbe fare qualcosa del genere e sarebbe roba buona e giusta. Ad ogni modo, ma mi è giusta di su lì. 2 anni fa lei parla della musica, mi sai che tu sconda interesse alla musica, che te la fa? Mi scrivo in testa. Ti scrivi. A Roma da un gruppo che si chiama Ivrim, che è un gruppo che fa dal musica epic black metal in piemontese. Allora, questo è il primo CD. Che è sortito siamo sbagliando dal 2023. All'in CD completamente da Ivrim, diciamo che Ivrim è su un progetto che è nato da una collaborazione tra un musicante che sarebbe Davide Ruffa, che praticamente in questo CD suona tutti gli strumenti, e mi che scrivo i testi in piemontese. Dunque, in principio era un progetto di studi di registrazione e basta. Chi era a registrava le bande differenti e canta in piemontese. Scrivo e basta. È importante. Insomma che una parte dei canzoni parlo dal Piemonte guerrier, anche CD. Al Piemonte militare, al Piemonte guerrier, la tradizione militare piemontese, secoli la tradizione militare piemontese. Per le sorti stanno, alle sorti una split CD, anche che è il Piemonte, la Lombardia, la Sardegna e il Veneto. Cosa che vuol dire split? Split vuol dire che ha split insieme tante bande, in questo caso particolare. Noi abbiamo 2 canzoni in piemontese, 2 canzoni in lombardo di Amis di Cinum, che cantano dal lombardo dal Paveis, poi di Astria dal Veneto e il Careo della Sardegna, tutti che cantano nella sua lingua originaria. Ma vogliamo ancora mettere una cosa, cosa è il black metal? Perché avendo spiegherlo a chi lo sa mai. Il black metal nasce dall'heavy metal, il heavy metal è una musica dura, è una musica greua, ma sta in estremizzazione a livello proprio musicale e il black metal porta innanzi al principio del metal, che doveva essere una musica sempre dura e greua, anche più dura, più greua, non commerciale e tutti con strumenti elettronici. Tutti con strumenti elettronici. Sì, ma con la chitarra, con la base. Ma è una roba che si rimarca in tutta Europa, che il black metal è un moyen d'espressione per le lingue minoritarie, per la cultura del posto, e l'ura arpio questa tradizione a livello piemontese, una tradizione generale europea. E adesso europea. Duma, perché Duma manda via. E ti ringraziamo ancora per anche e per l'onchit fase, per la nostra lingua e per la nostra cultura. E aventa che tutti vengono, tutti quelli che nascuto, e lo diciamo sempre. Sì, a trovare, a mangiare, beve e parlare su tutto. E soprattutto perché l'uma le fumne, si spera, ma qua ce le vede queste fumne, perché se di no. Va bene, grazie ancora. Grazie. Badia senza musica e sì, Luma Luca con il suo compagno Lorenz Giulia e Giulia. Complimento per la presenza che fa sempre piacere. Non generale male perché chi la magari suona niente però i fan sempre vabbè, il complimento è un fake perché purtroppo il problema è che Luma quando fuma stravai interviste il Luma mai una presenza femminile, quindi grazie. Infatti se con me buttate di belle ad ogni modo l'ensemble Contracurrenta che stasera suonerà dopo fare una sente con la bella musica che fanno. Quanti le incamminava, che suone? Ma allora,
sono quelle situazioni che nascono giustamente da un ensemble popolare della faccenda. Praticamente noi altri strovuma su le feste, da su ne currente, su ne roba piemontesa, le valade o se fa Valdusta, insomma è stata quella che era la musica popolare savoiarda, con sarda. E strovuma e fu una festa per pare, l'uma manca di un nome, dove trovavano adesso un engine. È un bel nome, devo dire che è il nome in effetti. Parte dalla currenta che è una musica, una danza popolare non ste guerre, però la currenta la corrente e si contracurrente tra virgolette fe nostre cose e fe nostre cose a bel di ande contracurrente. Ma per essere parliamo in piemontese entre noi avanti essere contracurrente. Bravo, complimenti, adesso il Lumagoi e Maitas scuteve. Merci, bravo. Vi fai se spero. Tu sei sto museo all'Anfight, il museo della musica popolare piemontese a Cassua. A Biela? Che No, non a Biela. A che era? A che? Ah dai, il mio socio, il professor Toscolet, che era. Ah, a che? Quindi mi vengo una volonteca tua, se ti ricontene, fammi vedere, sarà un gran piacere. Sì, e poi già camminavo online, prima di tutto nel museo virtuale. L'ubituma Sì. l'ubituma in riferimento al video. Poi da ben link. E alle partite da una collezione a famiglia, piccato me barba, perché han cammina a Vardè insieme a subito.it, insieme ai bei, a te tu i semitun, organetta, armoni possibili, più che altro vei, che io ho fusto anche funzionante, e da lì hanno boionassi sempre più, adesso sono arrivato a 500 strumenti. Sente, Gida Faust. Non è ma che organette, ma con di violi, di cantaranghi, e tutti strumenti antichi in generale, più che altro in centro al Piemonte. E nel MAC la roba più particolare che sono gli armonichisti, che sono io qui che ha costruito gli armoni, solito sconosciuti piemontesi. Grande, ma una bella neva sapere che esiste una realtà del genere, sicuramente i tornume. E sicuramente una cosa interessante è che il sito alle traduire in lingua piemontese. Ah, allora beh, per le lesbo ovviamente è un piemontese. Grande, ecco, questa sì è una grande informazione. Adesso insomma un po' capia a mese qui la festa s'anima, insomma però l'uma una grande informazione e un gran piacere conoscere tutti e tre. Complimenti. Anche la Badia e l'Umani come l'intervento per approfondire gli aspetti della cultura popolare che sono gli armatai, Davide Moioli, il relatore, e Lumassi anche, ringraziamo per fare questa intervista con noi e mi sa viene che potesse parlare di una tradizione popolare precipua piemontese dell'armatai e di Cutei e come mai? Cioè qual è l'aspetto proprio? Ma io tengo una conferenza anche alla festa del Piemonte a Badia, io parlavo della tradizione piemontese del Curtel, quindi tutta la produzione, dal cuneese, dal bielese, il vercelese, il turinese, il canavese. Quindi io mostrerò di slide con i cortei storici dei tempi. Ascoltando la conferenza avevo l'impressione che sia una roba più del nord, della parte nord del Piemonte, perché lei aveva parlato di Versailles, Canavese, Biela, e conta il sud del Piemonte, la parte più bassa, Cuneese, Astigiano. Cuneese è stata forse la parte più importante della produzione. Era il paese advernante, Frabosa, quindi tu ci portai il Frabusano, il Vernantin, il Barachin, tutti dal Cuneese. L'umanen capì se è qualcosa che sia proprio precipuo del Piemonte o se giustamente sviluppa con l'Oncaiera in Lombardia, in Liguria, se è in continuum o se è qualcosa che sia proprio specifica in qualche maniera. È specifica perché ogni regione ha la sua tradizione. La tradizione genovese e lombarda è tutta un'altra roba. Ogni posto le rasse.
più o meno quanto spedrue come tempo, andare in tel tempo. E ci has parlato del 500, 60. No, in Piemonte l'800, da fine 700 alla fine dell'800, il periodo maggiore all'era lì. Capisco che tu bravo con prima, ma i lumanani i dunè. Ma più che altro era una produzione proprio limitata, poca roba. Perché qui che faceva con te si specializzava non completamente, perché ieri le grosse fabbriche... Quei due sì, ero proprio di artigiani e facevo me con te, anche al vita anche. Poi sì, ero fino a... che ti dici i grossi ditti che fanno anche di altri binari o sì, cose, capisco. E riesce a me un'altra cosa che... Qui entrava da cerca che ti fai te, che come insomma due cercare l'informazione, veri pubbliche qualcosa insieme su sì? Informazione libera, internet e poi per quanto non riguarda la parte non so come si dice. Se andate a cercare qualcosa antiposta, andate a cercare di artigiani. Sì, a Netro, chi arriva, Netro, Mongrande. Perché te la camminare a studiare, che interesse che te la vi? Fanno arti marziali, immagino. Sì, sono un appassionato di arti marziali, sono un personal trainer. E fai già arti marziali? Sì. Questo 3 anni fa. 3 anni fa continua di parlare, da maniera nessuno te. 2 anni fa, sì. 3. Sì, già 3. Quindi ti fa personal trainer e da long e ti sei interessato? Sì, Sakila è una passione che io ho. Sì. Del wrestling, come si dice, arte marziale? Arti marziali. Un'arte marziale italiana proprio, quindi probabilmente alle più difficili da le più belle che mi piace da più che ne studiare di robe thailandesi piuttosto che giapponesi. Ma le arti marziali che hai in un'arma probabilmente avanti più, la gente ai piace più, quando sento parlare con te forse hanno quel problema, no? Sì, sicuramente è una roba limitata per gli appassionati, però alla fine la scherma dal fioretto, anche lì è un'arma. Capisci, lì è una disciplina olimpica, quindi... vabbè, sì, d'accordo. No, ma l'ensavei tradizionale, nauta aspetta la cultura piemontese, grazie a David che porta a нас questa studio che è importante. Come io dico nella conferenza, parlo un attimo in italiano così siamo sicuri. L'utilizzo marziale è un abuso del coltello. Il coltello nasce per affettare il pane e il salame e per fare dei lavoretti, non nasce per uccidere la gente. Quindi l'utilizzo marziale è già un uso improprio dello strumento. Non è un pugnale, una spada che fa sparsulì. Già, che non abbiamo parlato pugnali, perché pugnali è Cutele e pugnale, come è la differenza cutele e pugnale? Al pugnale ha due fili, la lama ha due fili, ha due lame, tutti e due i pagi. Ale dispiace che anche l'ancora il pugnale alla guardia. Con cutele avevi la guardia, no? Anche la preda aveva la guardia si chiama tipo l'elsa della spada. Gli Andy Curtei che li lanci, tipo quei militari, però la maggior parte è la neve. Certo. No, dispiace che gli altri paesi hanno Curtei che tutti conoscono come marche, pensa a Opinella in Francia, il Marseillais, che vende dalle Alpi, vende dalla montagna, invece in Piemonte alle vabbè, la Marietti l'encura al di d'anche attiva esporta in tutto il mondo, adesso non lo so, comunque esporta tanto anche all'estero. In due alle Marietti? Credo di Ivrea, comunque tal Canaveis, tacca Ivrea. Bin, grazie a Davide per il suo impegno, il suo lavoro, il suo studio e l'onca fa per la Badia, perché Davide è membro della Badia, quindi grazie ancora a questa bella associazione che mi permette di imprendere la roba neve a questa mira. La festa in cammino capia già al suo
al Soghetto, il suo Andi, a Sint qui. Il nuovo piacere lei anche a Belessico, Steuridela. Steuridela che è un grande attivista, lei qua dunque lavora con chi parla piemontese, scrive in Liberat Conte in piemontese, alla piemontese Fiameng, che mi fa piacere anche i fessenti, agli ascoltatori. A Neo Piemonte, ciao Steo, grazie per il tuo contributo. Il Liberat Conte lo sa di Anen, quanto è pubblicato? Ricordo che lo sappia ognuno. Le buche lo sappia, non lo fuma passare. Aventa che parli forte perché si sono messa Braiuma. Allora è ebraico. Allora. Sì, Liberat Conte è una QI a Conte che sono già state pubblicate insieme alla Sloira, insieme a Piemontese anche più una nuova. E allora lei pensata già che tanti anni l'aveva fatto tutte questo lavoro, insomma, lei buttai insieme, lei rangiai, lei collegai, lei tuirai, lei fai e lei fai a sorte insieme a Amazon perché e noi fuma reclama anche si chiama Conte Giaune perché Giaune? Perché sono Giaune nel senso Giaune si parla di delitto, di crimini ma sono Conte sì, diciamo che differenti pagine, cioè mica dinga. Il libera le 230 pagine, una roba parecchia. Tutto in piemontese. Tutto in piemontese, sì. Grande, bravo. Aventa di le cose per bene. Autore. Steu Ridella, Stefano Ridella. Titolo. Conte Giaune in lingua piemontese. Presi. 2 euro, ma va tutta Amazon, Va bene. E a stampo da usare ci va. E due a prova. Insieme a Amazon, quanto scrive Stefano Ridella, Conte Giaune. Ti ha anche la iera giornale, tutto in piemontese, che insomma la sua la fai evrea. Sì, come vari anni che le sortì, come è la situazione? Allora, mi sono arrivato tardi, mi sono arrivato dal 2014, chiamato da Dario Pasè, che era il fondatore. No, che è Censimpic, sì, per la storia le pivea, mi sono arrivato molto ben tardi e per non parlare di robe che conosco neanche e vanteria c'è me a gente che la storia, la cultura, la letteratura storica in lingua piemontese che ve l'avance alla chità la pubblicazione da Vaire e dal 2018 diria l'ultimo numero è il 2018 e mi ha il piacere di collaborare ma proprio come l'ultima rua del Caire perché lei la fortuna da usare a Pasè, Dario Pasè, che è una studiosa, un gran savante della lingua piemontese, NEMAC. Il nostro saluto a Pasè che era stato mio professore al piemontese, si parla piemontese anche, parei alle commerci a Chiel. E poi Chiel l'ha abitato in contatto con Censimpic, buonanima, che è stato un magister, proprio è un amico, mi mancava il mio perché proprio stai per un bel rapporto e che la mostrame tanto e mi l'hai cercato di mia città collaborazione alla correzione di Asbot e fino a scrivere qualcosa insieme e niente vanta di che la sloira è piena bella avanza ha per sempre una setturna se è la volontà di piemontesista e mi spero sempre è però piemontese anche è giusto e sei con il giornale? Di storia della letteratura piemontese, se capisco bene. No. Ma di letteratura piemontese, sì. Neanche. Un argomento cosa vuol dire? Donca piace scrivere, donca te scrivi insieme alla storia. Due robe, a Conte, insomma, l'ho già detto, sì. E poi a robe un po' più, insomma, serie. Serie? Sì, e per esempio lei ha scritto un commento, perché di formazione sono un giurista di formazione e più in particolare un canonista, lei studia diritto canonico e lavora fino a quel campo lì del diritto canonico. E dunque lei ha scritto un commento canonico, pubblicato a Sloira, alla decina d'anni mai, insieme alla sentenza derivata, che chi si intende di letteratura... Che le make la visa in due parole, perché per missionella, qui mi sei in consiglio. La sentenza derivata è uno dei documenti più vecchi della letteratura piemontese, è dal 1446 in Falissonen, come se sia la metà dal 1400 e è
proprio ancora non piemontese, ma lì vanteria ciamei in particolare ai professori, a Pasè, all'en vulgar piemontese, da già che però è un argomento tema canonico, e dunque lei pensa che è un commento sei ad pare gasca quei razze, ma dalla mira letteraria. E dalla mira canonica lei fa lui. Dalla mira canonica qual è Complimenti. il problema? No, non è il problema, è caratteristiche, roba importante no, roba interessante perché è in casa da un promettore, promessa di mariaggi, una vira era un tema molto ben importante che adesso in tribunali ecclesiastici a strata Pinang, ma una vira podia portare a giudizi che vantava poi a risolvere, cause che vantava a risolvere, e quella lì è un esempio a sentenza che porta è un esempio quasi unico, se capisco bene, no, è un esempio sentenza a un vulgar piemontese, questo è l'interesse. Da non chi sai me, ma mi sono ignorante in materia sì. letteraria, è un esempio unico, io ma quello lì. Per long, ma mi è interessante parlare. Che numero? E lo sai che gli interessa a noi, alle per long, chi luccato per me va da dei le biblioteche, e tutti il resto un po' che sbarioà. Ma una roba tutta in piemontese, merci, poi mi era quella sarà una persona sola, ma intanto sarà un che le sarà qualcosa in piemontese, e spero, ma mi cerco di semne. Bravo. Guarda Stefano, le neanche che interessa a noi, prima di tutto è che noi hai conosco, hai un problema di distribuzione, di testa in piemontese come in tutte le lingue cite, e hai un problema di mercato e di farsi conoscere, sì. Mi la savano adesso che ti devi scrivere libero, tanti piemontesisti sanno neanche che è una traduzione della Bibbia, per esempio, e sanno neanche che sono tante altre cose che cite, belle, brutte, assortono in qualche maniera, e questo dovrebbe essere il problema di un'associazione che fosse piuttosto verso il vende, verso il farsi conoscere, che è un travaglio del tutto, capisci? È un'altra cosa. L'ultima domanda, ma proprio quelle da $1 milione. Passa e avvenire del piemontesismo secondo te? Allora, a me è più una roba che l'hai sentita da Guria. Alla via di me, parlando parei, una via che ero trovasse a Nassinga, ma sì, è sempre meno gente, ma la poca gente lo parlerà sempre meglio perché sarà interessato. Se non sa la via, sarà una previsione, un desideri, ma mi non la mostrare poi qualcosa le scatta andrinta, e allora io cerco di parlare bene. Mi sai che parlo non bene perché vengo fuori l'italiano e vengo fuori d'accordo, però se una sbutta e anche a me apprezzare la struttura della lingua, la ricchezza del vocabolario, e zurtut val non mac per il piemontese, ma per tutti gli altri, per me conti, le altre lingue naturali, i dialetti come adesso diciamo, sempre chiamaie, zurtut danno la possibilità, queste lingue genite, ad lesere il mondo. Assolutamente. In una maniera differente, che non è quella dal mainstream. Ad lesere il mondo a turati per comprendere il mondo che è fuori dal torre, no? È una roba fiammenga, una possibilità fiammenga. Il fatto che diciamo, l'autorità alla sterma, alla gava, agli asculè, ai giù, quella roba lì riesce a accettare. Dunque, neanche mi fa per me, poi si riesce a dire qualcosa agli altri, non fa piacere. Bravo. Grazie Oridela. Stefano Ridella, Cunte Giaune, a lenga piemontese. La lenga piemontese, la letteratura piemontese è viva e numera di espressione bene sì. Grazie a voi. Allora, seguiamo con la nostra intervista. La festa della Badia è una bella occasione perché a San Contra tante persone che fanno e cerco a portare a Nansa il discorso della cultura della lingua piemontese. Il mio piacere anche da Veico Alessio Ercoli, che lei è un personaggio politico, lei è responsabile della cultura
alla Lega Nord sì in Piemonte, l'estate assessore alla Comune di Biela e consigliere alla Comune di Biela e soprattutto quest'anno la un'iniziativa molto ben variante che le cula a cercare a fare tournée insieme a discutere e a confrontarsi vis-à-vis l'onca spelfesse per il piemontese Antavni. E merci Alessio per la questa testimonianza. Sono ben contenta di Alessio, che non ha un veste istituzionale, perché è una veste istituzionale, l'associazione alla partitica e la festa giustamente alla partitica, mentre che ella fa un lavoro o ha cercato di fare delle iniziative che sono politiche in tal senso buttare insieme a che cosa? Ecco, che mira che ci arriva, perché per l'umanità buttare scusa insieme alla gente, giustamente, e cerca di buttare insieme di movimenti, di partiti, di gruppi, di associazioni che lavorano in qualche maniera. Mi l'hai detto, secondo me c'è sempre un po' di ambiguità tra l'attività politica e l'attività per la Lenga. Mi sono un lenghista, ma credo che ampiamente parliamo fino a troppo di Lenga e poco di politica. Sì. Ma questa è la mia idea. Dine cosa che sogni di fare, cosa che ti piacerebbe fare e cosa che sei in cammino a pronte o a sviluppare. Buonasera, grazie. Più a parlare in piemontese non è facile per me perché parlare in piemontese con di altri giochi non è facile. Mi provo. Tra noi con noi c'è un problema lì. Me con voi perché quando parlo con dei giochi è pas possibile parlare in piemontese, è molto ben difficile. Al mio sogno l'onca a me disuma Cambugia disuma, grazie, alle prove a buttare insieme tutti i piemontesisti, tutte le associazioni culturali, tutti i partiti politici, le persone, semplicemente le persone che amo, no? Che fanno qualcosa per il nostro Piemonte, per la nostra terra, perché quando c'è una festa o un evento partecipo qualcuno partecipa sì, è sempre la rusa, è sempre l'idiosincrasia, entrare in l'auto e alla fine hai una sinergia se riesci a fare qualcosa, il discorso è importante, non deve fare sicuramente. L'importante è trovare qualcosa che allega tutti, che può essere la Lenga, che lega tutte un stella la Lenga, non sarebbe importante, come l'ho già parlato con il Diego, tu dici che te, se la vostra partita potesse fare qualcosa per portare a scuola sarebbe tanto importante. Io mi faccio una legge nella regione Piemonte, Andrea Cane, la Lega, consigliere della Lega, faccio una legge per poter perdere del contributo annuale per poter il piemontese entre le scuole per quest'anno, recentemente? Nel 2021. Quindi sono già 4 anni. Sì. Adesso siamo in cammino che spicciuma che al nuovo assessore paga al band per questi soldi e speriamo che fa un prezzo. Questa per me è una neva, a titolo saviezza sarebbe sì. Quindi la legge sulla cultura, la cosa più importante alle Sacchi e per cambiare in piemontese i cartelli stradali, per esempio, e la mi dema lei. È importante quello. E dopo la lei hai su cose attuative, no? Che sono ancora più importanti e che sono fatte dai tecnici. Gli manca da fare una commissione che adesso deve trovarsi, deve incontrarsi e dopo pure fare un band, hai a disposizione 70.000 euro all'anno. Pas mal. Per insegnare ai professori
al piemontese. È il giù che è bello ausinese alla lingua piemontese. Sì, parlelu, perché mi sono capace a leggerlo, a scriverlo, a parlelu. Perché se è una roba... Che tu dovrai e ti hanno l'esperienza, le longo, non è questione di essere lì, perché poi alle per insegnare ai professori la lingua piemontese, training of trainers. Che lo può insegnare a lui via ai giovani. No, l'importante, il discorso che era stata fatta già nel 2001 con la giunta Ghigola, aveva già camminato a formare i professori per poi poter entrare in scuola, e a un bel momento il progetto è andato a Renese. Insomma, pare, se tu vai lì a commentare esattamente qual era il background politico a cui la Renese, spero che sia il momento a Piero torna a mano. La cangia l'assessore. Prima aveva la Vittoria Poggio della Lega, adesso le da un partito nella Lega, e mi penso che io mi manca da Bugese e Stefano Allasia, l'inno del Dunque Svisuma per l'inno per risalca la festa del Piemonte a Superga alla Sietta. Ma qua Superga all'Asia, no? La Masentava. Gli anni passati. Sì, e la istituzionalizzata al 19 di lui come festa. Sì. Istituzionalizzata come la Regione Piemonte, la Cugnos sta data come quindi festa. Ti parli da un coordinamento? Da un coordinamento, sì. E credo che sia molto ben difficile perché ti se ne a partiti, giustamente. Mi no, però sono un veste da piemontesista. Il problema è che non sia partiti cui che t'ambiti, e questo è un problema, perché è vero che dalla mira culturale al piemontese forse interessa nulla, ma insomma se interessava che più o meno a sinistra come a dritta, no? Perché io ho tanta gente che belle politica, belle anticonsiglie regionali, ero di socialista e di comunista che si interessavano. Però giustamente una Verdi fa un'iniziativa politica, e fare un'iniziativa politica è sempre complicata. Per me tutte le politiche, quando facciamo qualcosa per la comunità, alle politica, però non partitica. Mi sono pronto a desvestirmi dei miei vesti partitiche. Se roba per esempio bipartisan, no? Insomma, pare. Non potete andare a un discorso partitico, politico, potete andare a un discorso per la nostra terra. Vero. Una proposizione molto ben dalla UDE, che noi la UDOMA. Noi siamo pronti, come Neo Piemonte, a fare la nostra parte, come cheat medium, che adesso aveva il Kerse, che se tutto va bene, arriva lei ai nostri ascoltatori, siamo in cammino con noi a cercare di appoggio istituzionale per il nostro lavoro. Speriamo che tutto vada a buon fine, e il tuo lavoro è il nostro, e circolo Masfelo. Un gran merci a Alessio Ercoli, della Lega Nord, Sid Biela, per l'Oncafà, per la nostra lingua e per le nostre comunità. Grazie a voi. Continuare che segue, perché non per seguire Fabrizi, ma per avere un po' di rei e un po' di continuità nel lavoro. Grazie a voi. Spantiume e guardume nel Piemonte. Grazie a voi, grazie alla Badia che è dei Joe. E grazie sempre alla Badia. Io mi manca di Joe. Così che se qualcuno ascolta Luca Dis a fatica in piemontese, io mi manca Joe. Grazie ai Beleis, perché ti come esponente politico da Biela stai portando questa discorsa, e la Badia come associazione di Biela riesce a portare a delle belle situazioni come queste. Mi deve di là che Neo Piemonte, che tu avete tutti.